Ed ora andiamo ad Aiello del Friuli, nel paese delle Meridiane. Oltre 100 gli orologi solari presenti nel borgo della Bassa Friulana, che da 15 anni celebra queste opere dell'ingegno umano in una festa a loro dedicata. Il servizio di Rita Micoli e Andrea Rinaldi. Torna il sole, non il tempo. È uno dei motti che adornano le Meridiane di Aiello del Friuli. Il paese ha festeggiato i suoi oltre 100 orologi solari. Vista la giornata piuttosto coperta, le Meridiane non hanno potuto fare il proprio dovere. Comunque sono state ammirate e fotografate dai tanti arrivati nel centro della Bassa Friulana per la 15ª festa che il comune di Aiello, con Proloco e Circolo Culturale Navarca, dedica loro. In tutta la regione ce ne sono più di 1000 orologi solari e qui ad Aiello abbiamo oggi avuto modo di avere tutti i costruttori di orologi solari della nostra regione. Ad affascinare sono i complessi calcoli matematici su cui si basa la loro capacità di misurare il tempo, così come la bellezza artistica del loro disegno. Ed è questo che spinge gli appassionati di gnomonica, questo è il nome della scienza che studia le proiezioni dell'ombra solare, a viaggiare per ammirare sempre nuovi e diversi esemplari di meridiane e a scoprire così nuovi angoli di territorio come quello di Aiello e della Bassa Friulana. Le meridiane innanzitutto sono una lingua viva perché non esistono solo come reperti del passato, ma sono anche espressioni d'avanguardia in cui è intervenuto anche il design, per cui arredano anche le nostre città. Le meridiane sono una chiave di lettura del territorio, una chiave insolita e originale che permette di scoprire, andando a cercare le meridiane, anche angoli non banali nella gita di un giorno o durante una vacanza.